caffè con l'esperto è offerto da Banca Patavina e Uno Magazine. Eccoci ad una nuova puntata di Un caffè con l'esperto. Io sono Claudio Campagnolo, siamo al Pedrocchi in Sala Bianca e di fronte a me abbiamo Ludovica Casellati, che è editrice di viaggiinbici.com. Esattamente. Che già il nome dice tutto. Sì. Ma non è tutto. Scopriremo appunto che Ludovica è nata a Bolzano, ma transitoriamente. Cioè, sì, per puro caso. I miei erano andati a sciare e io invece ho deciso di nascere proprio lì. Bolzano, e poi tra l'altro del segno del Capricorno, che ben si addice poi a questa località, no? Semi-teutonica, perché di fatto insomma è in Ti piace come segno? Un segno sì, che ti... mi piace vado bene? Mi piace di più l'ascendente Sagittario, ecco. Che secondo me è molto più adatto all'attività che poi tu ci racconterai, perché insomma il Capricorno, lo sappiamo, è determinato, tenace, prima o poi arriva, anche semplicemente pedalando, ma arriva. Sì, bisogna vedere dove, però questo è secondario. Una laurea in giurisprudenza, giornalista pubblicista, sei stata manager importante di un grande gruppo, 17 anni in Publitalia, e poi cos'è accaduto? È accaduto un fatto determinante. Sì, è accaduto che facendo già la giornalista di turismo per diletto, perché poi era il mio hobby, mi dedicavo alla scrittura per piacere, sono andata a fare con mio figlio, che allora aveva 3 anni e mezzo, e mio marito, un viaggio in Francia sulla Loira, in bicicletta. Ho detto proviamo, non l'ho mai fatto, vado in bicicletta in città, noi viviamo in una città che è bike friendly, ma non avevo mai affrontato un viaggio perché pensavo di non essere sufficientemente allenata. Infatti questo tu lo dici, ad esempio, nelle tue note. Beh, se l'ho fatto io, l'ho fatto io, infatti l'abbiamo fatto, è stato un viaggio bellissimo che io consiglio a tutti in famiglia, perché si crea un'alchimia particolare, perché si è sempre all'aria aperta, ai bambini pare di sognare, cioè noi abbiamo fatto i castelli della Loira, quindi sembrava di essere dentro una fiaba. Come si chiama tuo figlio? Giancarlo. E Giancarlo stava nel seggiolino, immagino. Giancarlo stava proprio in una specie di carrettino trainato dalla bici di mio marito. Si sarà divertito un sacco. Da impazzire, da impazzire. Per lui era come stare all'interno di vedere il televisore. Ecco, quindi mi hai dato una risposta interessante, cioè chi ha bambini, che ad esempio dice ma io non lo potrò fare, bambini piccoli eccetera, no, ci sono questi, come si chiamano questi carrettini? Poi proprio sono dei carrettini per le bici, poi ci sono anche degli altri strumenti che possono essere dei cammellini, ma a quel punto devi avere dei bambini più grandi che pedalino e che vengono agganciati alla bicicletta, e per cui hanno anche la sensazione di pedalare, e se poi non pedalano vengono trainati dai genitori. Cammellini. Cammellini. Se poi i genitori credono di non essere molto allenati, oggi esistono le e-bike, le biciclette a pedalata assistita, e ci danno un valido aiuto. E quanto, ad esempio, quanto vengono utilizzate queste biciclette con la pedalata assistita? Beh, adesso cominciano ad essere le più vendute. Se il mercato della bicicletta accusa una contrazione in Italia, quello delle e-bike sta avendo uno sviluppo enorme, perché avvicina dei mondi che prima pensavano di non poter pedalare, e ti aiutano a percorrere distanze, le e-bike, molto più elevate rispetto a quelle che faresti con una bicicletta normale. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco, perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi.
Torniamo a Ludovica e a tuo figlio, perché è stato, come dire, Sì. la svolta definitiva, perché ad un certo punto ti è stato chiesto di spostarti in quel di Milano per il lavoro. Esatto. Ma tu invece hai detto: no signori, io devo seguire mio figlio, sto troppo bene qui, io mi auguro che tu abbia detto in Veneto si vive molto meglio che in Lombardia, e di conseguenza però mi devo inventare qualcosa. Sì. E al ritorno da questo viaggio... Al ritorno da questo viaggio io ero tornata dicendo, appunto, come hai detto tu, se l'ho fatto io può farlo chiunque. Che cosa ho fatto? Ho preso questo dominio, Viaggi in Bici, perché ho detto, non esisteva. Appunto, non esisteva, Ma pensa, cioè. viaggiinbici.com, e ho detto, chissà mai che nella vita, non so, un domani io possa, perché ancora lavoravo, quindi non potevo trasformare in quel momento questo sogno. L'ho messo nel cassetto e l'ho tirato fuori quasi 2 anni dopo, quando appunto mi hanno fatto questa offerta rinunciabilissima di trasferirmi a Milano. E in pochissimo tempo viaggiinbici.com ha mietuto un sacco di successi. Quanti visite hai? Noi adesso facciamo 500.000 di utenti al mese, quindi direi che per essere un magazine verticale nel mondo del cicloturismo, sì, stiamo avendo successo. Del turismo sostenibile, noi parliamo prevalentemente di bicicletta, diamo delle informazioni, molti ci scambiano per dei tour operator. Ecco, infatti, che cosa troviamo in viaggiinbici.com? E allora, trovate il racconto di percorsi. Io dico sempre, la mia aspirazione massima è quella che diventi il Dove della bicicletta, bisogna essere ambiziosi. Beh, da buona Capricorno, esatto, giustamente. Esatto, e quindi noi raccontiamo i viaggi e cerchiamo di farlo così, anche un po' emozionando, facendo capire non solo tutto quello che si può vedere, ma anche il tipo di esperienza, e lo facciamo per le famiglie, quindi abbiamo una sezione dedicata ai viaggi per le famiglie, una sezione dedicata alle visite che si possono fare nelle città in bicicletta. E poi abbiamo ovviamente tutti i percorsi anche per quelli, i ciclisti un po' più impegnati, quelli che vanno in mountain bike e quindi che io dico arrampicano e hanno un po' più di allenamento, quindi percorsi poi per quelli che fanno bici da corsa, un po' per tutti. Ma percorsi per quelli normali, ad esempio, qual è un chilometraggio abbordabile per una persona che non ha particolare allenamento o che non ha particolare predisposizione, che però decidesse di inforcare una bicicletta? Beh, allora, 30 km al giorno li possono fare davvero tutti. Il problema è appunto per quanti giorni, perché poi quindi bisogna sapersi un po' regolare e scegliere il viaggio più adatto. Le e-bike aiutano ad aumentare il numero di chilometri, oggi ci sono dei tour operator che organizzano viaggi anche con le e-bike, basta solo segnalarlo, e quindi uno oggi deve misurare, per questo noi infatti diciamo racconti di viaggio per tutte le gambe, deve cercare di capire che cosa è in grado di poter percorrere. Nel tuo sito io trovo per caso, ad esempio, anche percorsi dedicati a chi non possiede una bicicletta. Certamente, perché ci sono tantissimi, nei percorsi più battuti ci sono dei noleggi. Allora chi non ha la bicicletta può noleggiarla proprio dove decide di andare a fare questo percorso. Ci sono poi, come ti dicevo, quelli che organizzano i viaggi e che ti forniscono le biciclette, cosa più comoda. Anch'io non sempre porto la mia. E ci sono ad esempio coloro i quali ti forniscono anche gli amici che ti accompagnano? Sì, beh sai, grazie ai social, e tu sai di che cosa sto parlando, i social uniscono, per cui molti anche all'interno dei social network lanciano un po' di messaggi e si uniscono per fare delle gite, delle escursioni. Senti, tu hai elaborato la ciclosofia, cioè la filosofia applicata alla bici, e ci dici che la bici è uno stile di vita, è libertà, fa bene alla salute, è persino democratica. Sì. Ma insomma, ci vuoi riepilogare i punti cardine di questa nuova filosofia applicata alle due ruote? Applicata alle due ruote, ma è una filosofia spicciola, nel senso che è davvero la bicicletta la possono avere tutti, ecco la democraticità, perché ha dei costi veramente abbordabili, fa bene alla salute, ti porta a stare all'aria aperta. Io devo dirti la verità che mi ammalo meno quando non utilizzo i mezzi pubblici. Tu puoi allenarti, adesso che è iniziata la bella stagione, cominciamo tutti a cercare di metterci un po' in forma e quindi a fare un po' di movimento, ecco, non vai ad appesantire, a gravare su le articolazioni, per cui insomma
è un bel mezzo e percorri molta più strada che a piedi. Ed è un ottimo mezzo anche per conoscere il territorio, non con la rapidità di un treno, per non parlare dell'aereo, di un'automobile stessa. E anche per conoscere, posso dirti, le ciclabili, lungo le ciclabili tu vedi cose che non vedresti altrimenti. Perché cose che voi umani non avete mai visto. Inimmaginabili, inimmaginabili. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco, perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. A proposito di ciclabili, diamo un po' di numeri. Allora, sbaglio, le piste ciclabili in Germania producono un indotto pari a 16 miliardi di euro l'anno e danno lavoro a circa 300.000 addetti a tempo indeterminato. Questi sono numeri, ragazzi. Soprattutto una regione come la nostra dovrebbe farli propri, anche perché si parte da un presupposto che l'80% dei turisti, del turismo su bici è appannaggio degli stranieri e quindi immaginate uno straniero che è già vocato al cicloturismo, venire in un paese come il nostro dove a portata di pedalata trova di tutto, trova cibo, vino, tesoro, tutte quante le bellezze della natura, insomma è uno spunto da dare a chi ci sta ascoltando, soprattutto se opera nel turismo. Un'altra cosa interessante è il fatto che passare attenzione per chi ad esempio va al lavoro, no? Passare dall'auto alla bicicletta consente, è stato calcolato, quindi io mi fido dei dati che mi vengono forniti, consente un risparmio medio sullo stipendio che va dal 16 al 20%, che sono bei quattrini per chi ce l'ha lo stipendio, tra parentesi. Infine l'OMS stima che l'incremento dell'uso della bici nella sola Europa consentirebbe un risparmio in spese sanitarie, aprite bene le orecchie, di ben 110 miliardi di euro. Quindi, capisci la ciclosofia poi calata nella realtà quanto bene produce? Siccome Ludovica Casellati, che ho qui di fronte, una ne fa 100 ne pensa, riesci a dirmi in 30 secondi che cos'è l'Oscar del cicloturismo? Io proprio per questo motivo, per far conoscere, mettere a disposizione di tutti queste informazioni, perché allora viaggiinbici.com nasce per informare. L'Italian Green Road Award nasce per promuovere e far capire che esistono delle eccellenze anche in questo ambito, di cui beneficiano poi per la maggior parte gli stranieri e vengono a pedalarle loro, però l'Italian Green Road Award è proprio un Oscar. Io mando a tutte le regioni italiane un form da compilare per poter partecipare a questo premio e le regioni rispondono con 2 candidature per regione e una giuria che io riunisco proprio a settembre decide e decreta le più belle, sulla base appunto del materiale fotografico e video che viene prodotto, quali sono le più belle ciclabili italiane. Poi c'è un premio stampa perché nella giuria ci sono anche dei giornalisti, insomma una giuria ben nutrita. Corposa. Bene, grazie a Ludovica Casellati, editrice di viaggiinbici.com, grazie anche per questo oggettino che immagino, non grazie che ce lo dà, grazie che ce l'hai. Perché questo è un portafortuna, me l'ha regalato mia madre, ci tengo moltissimo, come anche questo braccialetto. Tutto a forma di bici. Una donna su 2 ruote. Questo è, facciamolo vedere, il logo. Questa è la cover del mio telefonino con il logo del magazine. Viaggiinbici.com. Grazie ancora, Ludovica Casellati. Grazie a te, davvero. E grazie a voi per l'ascolto.
caffè con l'esperto è stato offerto da Banca Patavina e Uno Magazine.